Però voglio fare un appello a tutta la Sicilia, se mi è possibile. I siciliani, finiamola di dormire con due cuscine nella testa, arrivigliamoli, vediamo che c'è da fare, se c'è da fare la guerra la facciamo. Non di dare aiuto sulla chi di casa, sbarcano cani e andando a abbandonare tutto. Una tassa che pesa come un macigno sulle spalle dei coltivatori che, stremati dalle difficoltà economiche, hanno deciso di protestare. E lo hanno fatto stamani dinanzi alla prefettura di Agrigento, dove ha preso vita la mobilitazione organizzata da Agrinsieme, che comprende la Confederazione Italiana Agricoltori, la Confagricoltura, l'Associazione Generale Cooperative Italiane e Confcooperative e Lega Coop. Noi speriamo che tolgano l'IMU dai terreni, ma almeno che diminuiscano la tariffa. Di dove sei? Di Naro, E qual è il tuo lavoro principalmente, cioè cosa coltivi? vigneti e ortaggi, e quindi è cara la tariffa. Quanto incide l'IMU sul tuo guadagno? È molto. Siamo affonnati totale, non possiamo cambiare più. C'è da vedere che c'è da fare perché se no dobbiamo prendere provvedimenti. Lei di dove? Quale comune appartiene? Fatale, CIA, andiamo malissimo. C'è sempre i soldi da uscire. Renzi non fa altro che torcerci i soldi. Quindi dobbiamo vedere cosa c'è da fare. Qui si vuole fare anche la guerra verso Renzi, perché non si può empire una cosa più così. Il grano lui non ci mette il prezzo, le uva, tutto l'occorrente nell'agricoltura lui se ne infischia. Così ora dici che l'IMU sa paga io ora se due è capace. Che cosa vi aspettate dall'incontro di quest'oggi? Cose buone. E infatti il prefetto se deve mettere a nostro carico portare la parola al governo per vedere cosa c'è da fare, perché così facendo siamo sul lascico. La mobilitazione ha avuto un suo culmine con un vertice tra i funzionari della prefettura e i rappresentanti sindacali, alla presenza di sindaci, deputati regionali e nazionali, che hanno esposto le modalità di intervento per affrontare questa grave problematica che attanaglia tutti i comparti sociali, in primis quello dell'agricoltura. Fare pagare l'IMU sui terreni agricoli, che è un bene strumentale, è una cosa veramente ignobile. Tutto questo il governo lo sta facendo, nonostante gli emendamenti, nonostante i miei interventi. Io mi auguro che domani pomeriggio in aula si apre questo dibattito molto sereno e molto serio, vediamo che cosa nel frattempo il governo ci verrà a dire, perché se continua ancora a imporre, oltre al pagamento del reddito domenicale, del reddito agrario sui terreni, sul bene strumentale deve ancora essere tassato, mi pare una vergogna.